Il presidente di Pordenone Fiere è Renato Poiatti, alla vigilia, il 7 giugno, di una importante manifestazione in fiera, appunto Incontriamoci in Fiera, porte aperte nel quartiere fieristico. Sì, grazie di questa domanda. Cos'è Incontriamoci in Fiera? È il primo dei due appuntamenti che noi abbiamo programmato per ricordare i 70 anni di Pordenone Fiere. In questa giornata, che è anche importante perché è la giornata mondiale delle fiere, quindi dove si festeggiano tutte le fiere del mondo, noi ricordiamo che Pordenone Fiere è nata nel 1947. In questa giornata quindi apriremo le porte a tutti i nostri concittadini, i nostri corregionali, per far sì che possano con noi festeggiare l'importante appuntamento. Dalle 18:30 quindi in poi in fiera ci saranno degli spettacoli, ci sarà della musica, ci sarà da bere, degli aperitivi e da mangiare, per poter festeggiare questo per noi importante, ma importante per il territorio, avvenimento. La seconda parte poi sarà il 7 settembre, perché nel 1947 la fiera campionaria, che è stata la prima manifestazione in regione di questa bella fiera che è oggi Pordenone Fiere, che è nata la fiera campionaria era dal 6 al 15 settembre, il 7 settembre, sempre con i Pappu che faranno un'opera originale sui 70 anni della fiera, ci sarà un altro festeggiamento importante dove ricorderemo nuovamente i 70 anni. Ecco, Presidente, siamo in giugno, quindi vicini così alla metà dell'anno, il momento giusto per fare un breve bilancio, ecco, di questi primi 5 mesi, insomma 6 mesi. Sì, ricordiamo che quest'anno noi prevediamo di fare 32 diverse fiere e manifestazioni, e siamo circa a metà di esse durante il decorso di quest'anno. Per ora, ma noi ci aspettiamo che anche quelle successive lo siano, abbiamo avuto un incremento rispetto allo scorso anno, rispetto alle edizioni precedenti, e quindi tutto ciò che noi avevamo programmato come novità ha dato ottimi risultati. Nella seconda metà abbiamo ancora delle fiere importanti come Coitec, come SICAM, come Rive, la nuova fiera della filiera del vino che si terrà a dicembre, che sarà un'ottima occasione per tutto il settore vitivinicolo, ma anche il settore della campagna, il campo, per programmare e preparare il campo, quindi tutto ciò che è dalla preparazione del campo, dove a mano si pianteranno le barbatelle per i nuovi vigneti, fino alle etichette che andranno sulle bottiglie per del vino ottimo, il vino del nostro territorio. E quindi un appuntamento importantissimo in questa prima edizione, che noi pensiamo già internazionale. Ecco, Presidente, un'ultima domanda, così che sta a cuore a tutti i pordenonesi: i rapporti con Udine. Sappiamo che è un periodo anche un po' travagliato per le note vicende della Camera di Commercio, alcune anche legate alla Fondazione Friuli. Ecco, voi come vi ponete in questa ottica così con i cugini udinesi? Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione. Siamo in una piccola regione, la nostra fiera ha 32 manifestazioni, ne ha solo alcune la fiera di Udine, ma ognuno credo che possa fare il meglio per il proprio territorio. Per ora, già 2 anni fa abbiamo fatto una proposta alla fiera di Udine di collaborazione, intanto sulle cose più semplici che ci possano essere, che sono quelle di acquistare le cose insieme, di preparare le cose insieme, di non sovrapporre le manifestazioni o fare manifestazioni simili vicine, e quindi noi siamo pronti alla collaborazione come abbiamo sempre fatto. Il futuro è ancora da studiare, ma sicuramente una collaborazione importante ci deve essere, perché abbiamo un'unica regione, peraltro piccola, che ha la fortuna di essere la cerniera fra tutto il territorio italiano e l'est, ma anche il nord, passando per l'Austria. Quindi ottimo questa allocazione, le fiere che si accorpino subito, che si accorpino più avanti, che si crea una collaborazione o una rete, lo si vedrà soprattutto nei numeri, perché prima di tutto bisogna che ogni fiera sia a posto coi conti, perché non deve pesare sul bilancio pubblico, non deve essere la regione a fare
dà supporto a una fiera che non sta in piedi da sola, deve essere la fiera che da sola si riforma affinché rimanga in piedi per proprio conto, e naturalmente invece la Regione, come sempre, sarà vicina a tutte le fiere per quel che riguarda nuovi progetti, e nuovi progetti soprattutto di sviluppo per l'economia del territorio.